Siamo giunti alla quinta corsa dal Savio, confronto sul miglio, riservato a soggetti di categoria B. Sono in 9 dietro l'Autostart, 1 Adamo Dipa, 2 Zaffiro Top, 3 Bambin, 4 Synergy, 5 Biagio 3B, 6 Terribile GSO, seconda linea 7 Zelia CCSM, 8 Grid King Wine, 9 Bon Jovi MMG. Favori in chiusura netti per Synergy numero 4, Alessandro Gocciadoro. Macchina che stacca in questo momento con la velocità iniziale di Synergy. Synergy in poche battute passa a condurre, sbaglia invece Zaffiro Top. In seconda posizione Adamo Dipa perché Zaffiro Top squalificato. Bambin oggi parte un po' più del solito, ma rimane però confinato all'esterno. E così in terza posizione lungo la corda filtra direttamente Zelia CCSM, Bambin all'esterno seguito nell'azione da Bon Jovi MMG che viene via in terza ruota. Bon Jovi va su Synergy dopo 400 metri completati in 38, approfitta del rallentamento imposto dall'allievo di Alessandro Gocciadoro, lo appariglia dopo 500 metri di gara. Se ne vanno i primi 600 metri intanto in 46,8. Davanti alle tribune in vantaggio Synergy, all'esterno Bon Jovi MMG, alla corda Adamo Dipa, percorsi esterne anche Bambin. Terza posizione lungo la corda per Zelia CCSM, al largo c'è anche Biagio 3B. Il gruppo chiuso da Grid King Wine e Terribile GSO. Intanto se ne va il chilometro iniziale con Synergy sempre in vantaggio su Bon Jovi MMG 1,16 per i primi 1000 metri di gara, contatto Adamo Dipa, poi Zelia CCSM, all'esterno ancora Bambin, cavalli a 400 metri dal palo, Synergy in vantaggio, insiste Bon Jovi MMG che ora prova nuovamente l'affondo sul battistrada. Synergy che replica comunque i due perfettamente appagliati all'ingresso in retta d'arrivo, con Synergy che ha ripreso qualcosa di margine. Ultimi 100 metri di gara, Synergy in vantaggio, Bon Jovi all'esterno, Synergy stacca nel finale e viene a vincere nettamente la lotta per il secondo. Vede Adamo Dipa per ragioni di Zelia CCSM che sprinta nelle battute conclusive e fa su al terzo posto, 1.13.5 con 28.1 a chiudere dopo un 28.8 di penultimo quarto. Significa 56.9 a chiudere, la vittoria per Synergy, la quarta in suite consecutiva per l'allievo di Alessandro Gocciadoro, che in percorso di testa dimostra ancora una volta di essere cliente davvero difficile da andare a scardinare. Alessandro Gocciadoro in salchi e al training per conto del signor Carl Gunnar Mire.